Pedemontana Veneta, un'opera importante per il territorio, una di quelle che hanno un peso specifico impattante per la viabilità, per l'economia e per lo sviluppo del Veneto. Un peso che tuttavia, a quanto dicono i numeri, sta scavando giorno dopo giorno un buco, una voragine finanziaria che i soldi dei pedaggi non riescono a tappare, anzi, in base ad alcune proiezioni, più avanti si andrà e più le difficoltà potrebbero acuirsi. Perché questo? Perché la Regione nel 2017, grazie a una convenzione voluta dal Presidente Zaia e poi da lui sottoscritta, ha previsto di dare delle quote certe in canone per 39 anni all'azienda, al privato, alla SIS. In cambio la Regione si prende i pedaggi della superstrada. I pedaggi però sono insufficienti perché c'è poco flusso di traffico, ci sono pochi veicoli che percorrono la Pedemontana. Quindi per coprire tutti quei soldi che non entrano a causa della scarsità di traffico ci deve mettere una pezza la Regione. Tradotto, il rischio concreto è che a cucire questa pezza debbano essere i cittadini, con la Regione che per far fronte al disavanzo potrebbe essere costretta a tagliare altri servizi come quelli sociosanitari. Considerato che questo canone aumenterà nel tempo, partiamo con 180 milioni l'anno per arrivare anche a 450 milioni l'anno, è facile capire e prevedere che questo buco partito adesso con questa entità già molto grave, 65 milioni, potrebbe aumentare in maniera molto considerevole. I dati dei flussi di auto e camion sono ancora ben al di sotto delle previsioni. Le tariffe, a detta degli stessi automobilisti, sono considerate carissime e tutto ciò preoccupa in previsione futura. Di questo si parlerà mercoledì sera ad Asolo in un incontro pubblico dal titolo Superstrada Pedemontana Veneta, una voragine nel bilancio regionale.